Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nelle risposte online show del Marietto Veneziana. Oggi farò delle piccole risposte a persone e amici a cui ho fatto magari consulenze e alcune volte il pendolino dà delle risposte che non sembrano attendibili, sembrano un attimino fuori da quello che poi si realizza, no? E quindi vorrei iniziare con tre racconti show che il Marietto Veneziano ha incontrato nella propria vita nel cammin facendo. Il primo caso è stato emblematico di una persona che aveva un ristorante. Questo ristorante era praticamente, come si suol dire, gestito da praticamente una signora la quale aveva dato in affidamento in gerenza a questo locale a una signora, no? Questa signora era un pochettino furbetta, sapete di quelle persone che cercano di fare il più o il meno, no? Sempre il loro vantaggio. Beh, come è andato a finire? È andato a finire che il vostro Marietto Veneziano ha avuto un piccolo diverbio con la gerente, non la padrona, ma la gerente, è andato a spiegargli alla gerente, come si suol dire, che insomma quella, cioè alla padrona del locale, del ristorante, che quella gerente era un po' betta, però visto che quella là pagava l'affitto, in quel momento lì sembrava quasi che il Marietto stesse delirando, no? Però il tempo è sempre galantuomo, è sempre quello che ci dà la ragione, no? Quindi molte volte quando il pendolino dice di no, no, c'è sempre qualcosa che bisogna tenere seriamente in considerazione, no? Perché non è detto che non debba succedere, è detto solamente che il pendolino vede qualcosa che noi non siamo in grado ancora di succedere. Bene, passano gli anni, più o meno passano 4 anni, no? Io mi ero dimenticato questa storia che insomma c'era stata un po' di bufera e rincontro questa signora, la padrona di questo ristorante che aveva dato in gestione questa. E allora così molto gentilmente gli chiedo come va, no? Perché era da 4 anni, 4-5 anni che non ci sentivamo più, no? Praticamente abitava a 100 metri da dove abitavo io, però non avevamo mai avuto occasione di incontrarci. Morale della favola, ci mettiamo, sapete, a fare i soliti discorsi di cortesia, buongiorno, come va, come è, tante belle storie, e poi siamo caduti sul discorso di quella gerente che lei aveva, no? Cioè che praticamente lei gestiva, nel senso aveva il suo locale come ristorante pizzeria. E mi dice, sai Marietto, 4 anni fa avevi ragione. Avevi ragione perché questa qui, che io ho difeso spada tratta quel giorno, non mi ha pagato l'affitto per un anno. Quando sono riuscito a sbatterla fuori, mi ha lasciato danni per 100.000 euro. In più siamo andati per avvocatura, ho speso 10.000 euro, non ho dormito giorno e notte e ho perso perché lei ha falsificato la mia firma. Cioè praticamente il Marietto, 4-5 anni prima, gli aveva spiegato a questa signora il soggetto. Lei non ci credeva per il semplice fatto che era attaccato a XD, no? E praticamente cosa è successo? È successo che ha dato ragione a quella signora là, perché in quel momento gli sembrava che pagasse l'affitto. Il Marietto aveva visto lungo, il pendolino aveva visto lungo, e alla fine dei 4 anni quella signora lì ha perso 100.000 euro di, come si suol dire, per rimettere a posto bancone, pitturare i vari locali, rifare certe cose del suo pizzeria albergo, 36.000 franchi d'affitto, 36.000 euro, scusate per il cambio, e 10.000 euro di avvocatura. In più, no? La gocciolina proprio è diventata cieca da un occhio perché la tensione. E sapete cosa mi ha detto? Marietto, quel giorno tu dovevi insistere a spiegarmi com'era la storia. Io non ti ho voluto credere e adesso mi tengo danni. Vedete? Ci sono voluti 140.000 euro più un occhio perso, perché tutta la tensione, però in quel momento lì lei teneva boddone, 4 anni, 5 anni prima. Quando lo spiegava il Marietto veniva preso come lo scemo del villaggio. E in quel momento lì sembrava che il Marietto avesse torto. Quindi alcune volte quando il pendolino dice di no,
non dice di no perché sbaglia, ma solamente perché noi non abbiamo le capacità di vedere cosa succederà a monte, anche se in quel momento lì sembra una nostra vittoria. Certe vittorie sono mele avvelenate, sono mele importanti e avvelenatissime, solamente che magari la nostra ingordigia, la nostra voglia di raggiungere certi obiettivi. Un altro racconto è questo: c'era un signore che aveva un garage e mi chiede: ma lo devo comprare? Io guardo il pendolino, no? E gli dico: senti, lascia stare. Ma la situazione era ghiotta. Questo garage aveva sopra un appartamento. Lui ci è andato a abitare in questo appartamento per non pagare l'affitto e ancora un po' muore annegato nella vasca perché è svenuto mentre faceva la doccia. La sua fortuna era che nella vasca da bagno non c'era l'acqua. E questo è stato il primo colpo. Io ho visto che ne sarebbero arrivati altri, no? Quindi, cari amici, molte volte fare un passo indietro, se il pendolino vi dice di no, non è che lo dice perché sbaglia, no? Ma perché alcune volte è consigliabile fare un passo indietro. Poi dopo sta nella sensibilità di chi commissiona l'indagine riuscire a capire, come quella signora dell'albergo, del ristorante, cos'era poi, che presa un po' dall'abilità, presa un po' dall'ingordigia, ha preferito subito tutti sporchi che pensare che dopo 4 anni sarebbe finito un'apocalisse, sarebbe arrivato un'apocalisse, perché questo qui ha speso 10.000 franchi di, scusate, 10.000 euro di procedure legali, poi ha perso perché quell'altra, la suggerente, che io gli avevo spiegato com'era, però quando parla il Marietto le persone fanno finta di niente. Il terzo caso è stato il caso di un sindaco che il pendolino mi diceva che perdeva le elezioni e le ha vinte, cioè è arrivato secondo, non le ha vinte. È arrivato secondo e il pendolino mi continuava a dire che non andava bene, che non avrebbe, come si suol dire, vinto. Ma io dicevo: ma guarda che ti stai sbagliando, perché io lo vedo su, è arrivato secondo alle elezioni comunali, no? Morale della favola è che: ma allora mi sta dicendo qualcosa Pendolino diverso che non riesco a capire? Pendolino mi ha detto: sì, mi ha detto fra 4 mesi quel tipo lì, 4 mesi e mezzo darà le dimissioni. Infatti 4 mesi e mezzo dopo ha dato le dimissioni. Era una cosa impossibile a credere per il semplice fatto che era un posto prestigioso, anche come vice sindaco, perché era stato sindaco da tanti anni. Quindi perché vi dico questo? Perché alcune volte alcuni mi contattano e mi dicono: ma guarda, tu hai fatto questa previsione, però un no, no? E invece era un sì, cioè è diventato un sì. Cioè, la verità sta negli occhi di chi la riesce a vedere. Cioè, se voi commissionate un'indagine e il pendolino mi dice di no, io non posso dirvi di sì. Se però voi dopo ci andate in quel posto lì perché pensate, no? Ci sono quelli che sanno una pagina più del libro, come questa signora qui che ci ha almenato 140.000 euro più un occhio, perché secondo me non è finita lì, perché poi ci sono ancora delle storie dietro grosse, ma non le sto più a raccontare. Però io l'avevo avvisata, l'avevo avvertita: guarda che la strada, anche se adesso pensi di essere più furba, non è così, alla fine c'è sempre. Io l'avevo avvisata e lei poi quel giorno che l'ho incontrata si è arrabbiata perché io non ho insistito. Non ho insistito, non ho picchiato il chiodo di guarda che succederà così, no? Si è addirittura arrabbiata con me perché era colpa mia che non avevo insistito abbastanza quel giorno lì. E me l'ha ripetuto tante volte, senza un occhio però, un occhio meno. Quindi ci vuole occhio a capire le cose che dice il Marietto. Quindi se il Marietto voi commissionate un'indagine e il pendolino vi dice di no, poi potete poi capire, prendere anche il garage, ma poi dopo potete in un certo senso negare nella doccia. Io l'avevo vista la cosa che sarebbe successo qualcosa di grave, però se quello lì ha preferito prendersi il garage e poi rischiare la vita nella doccia, poi per 3 mesi è stato con le costole rotte, e questo è solo il primo campanello. Chiaramente succederà ancora qualcosa di peggio e questo garage qui a un certo punto dovrà mollarlo, no? Però sembrava ghiotta la cosa. Capite che alcune volte alcuni premi sono delle vele avvelenate, sono delle mele avvelenate, quindi ognuno poi, capite, deve scegliere e, come si suol dire. Ciao Maria Gesualdo, ciao Maurizio Costanzo, ciao Loredana, scusate, saluto chi mi ha salutato sul canale YouTube. Questo video sta andando in contemporanea su Facebook,
nel mio diario e nel canale YouTube di Il Legale e nel canale di Marietto Veneziano. Questo perché è importante capire che quando si fanno delle indagini radioestetiche o radioniche, bisogna sempre capire che il pendolino dice una cosa, può avvenire un'altra cosa che noi non siamo in grado di capire in quel momento lì e pensiamo che il pendolino abbia sbagliato, oppure pensiamo che ci è andata bene e il pendolino insomma è così così. Ma nella realtà, se il pendolino dice che è rosso, tutto il mondo potrà dire che è bianco, ma alla fine sarà rosso. Capite? Quindi se uno si iscrive a un corso di qualsiasi cosa, il pendolino gli dice di no, cioè lui è liberissimo di andare per fare quello che vuole, però poi molto probabilmente, come quella signora dopo 4 anni, arriva il conto da pagare e il conto è molto più caro del come si suol dire, quel misero premio euforico che si è avuto in quel momento lì. Quella signora lì, in quel momento lì, pensava di fare la cosa giusta, prendere l'affitto. Invece, dal mio punto di vista, doveva dare 2 bei calcioni nel sedere quella gerente, avrebbe risparmiato 140.000 euro dopo 4 anni e avrebbe chiaramente dormito meglio e avrebbe un occhio in più. Invece adesso è diventato con un occhio solo. Quindi alcune vittorie sono delle vittorie un po' così, no? Vittorie un po' che lasciano l'amaro in bocca, no? Quindi il mio consiglio è che quando fate delle indagini e le commissionate al vostro Marietto Veneziano, sempre avere un occhio vispo, capire cosa sta dicendo il Marietto Veneziano, perché se no può capitare che voi dite ha sbagliato, vado lì e poi, capite, è un attimo, non è che dico che adesso arrivano giù gli extraterrestri, una meteorite, mentre uno sta facendo quella cosa che il Marietto gli aveva sconsigliato, però se il pendolino dice così, e sono solo 3 casi eclatanti che io ho visto nella vita, che il pendolino diceva di no, poi gli altri dicevano guarda che ti sbagli, sì, e poi dopo sono andati a fare la curva dritta, gli dicevano non prendere quella macchina, perché non fare quella mossa, perché ma tu non capisci niente, tu di qua, tu di là, e poi dopo venivano a piangere e dirmi ma non si può adesso raddrizzare il tiro. E ormai i buoi sono scappati dalla stalla e quando i buoi scappano dalla stalla la cosa diventa molto più difficile. Quindi capite che molte volte alcune soluzioni che Pendolino dice, no, possono sembrare in un certo senso che non abbiano né testa né coda, ma il Pendolino vede al di là del nostro vedere, in un certo senso, delle nostre conoscenze, no? E spesso volentieri alcune volte io ho fatto anche quel racconto di quel signore che aveva preso quel posto di lavoro che il mio vecchio gli avevano offerto su un piatto d'argento. Lui ha detto di no perché l'uomo giusto al posto giusto, e dopo 15 anni quel signore che aveva preso quel posto, no, tra virgolette era stato anche un cannibale quel signore, si era sempre comportato male perché era un posto prestigioso, ed è arrivato il conto, gli è morto nelle braccia di mio padre di infarto. Capite che l'uomo giusto al posto giusto. Quindi quando voi fate un'indagine o la chiamate Marietto Veneziano, un altro radiestesista e quell'altro radiestesista o io o chiunque esso sia, vede col pendolino che la faccenda andrà così, no? Voi, anche se in quel momento pensate che è una vittoria, il pendolino ha sbagliato, vi dovete sempre mettere i panni di quella padrone di quel ristorante e pizzeria che dopo 4 anni ha dovuto dire al Marietto dovevi insistere quel giorno perché caspita non ho dormito per 3 anni. Non ha dormito per 3 anni, ha smenato 140.000 euro, più ha fatto la figuraccia davanti all'avvocato e più non ha più un occhio. Questo è il caso molto eclatante, ma ce ne sono a decina di casi, tipo di quello che aveva, come si suol dire, il garage, che a un certo punto, ancora un po', mi muore nella vasca da bagno. La sua fortuna è stata che stava facendo la doccia e non si è svegliato dentro con 2 o 3 costole rotte e non sapeva neanche. E io gli avevo detto, guarda che non prendere quel garage lì per il semplice fatto che gli succederà qualcosa di effettivamente importante, negativo, molto negativo. Quindi queste sono delle indagini, perché alcuni mi contattano e mi dicono ma tu mi avevi detto rosso e è diventato bianco. No, guarda, è rimasto rosso, solo che se tu vuoi il bianco perché sembra che ti sia stato dato un premio, ricordati che è l'uomo giusto al posto giusto. Non è che poi magari fa 10-15 anni va in giro in carrozzina o di qua a destra e a sinistra come è successo da altri. Quindi bisogna sempre non credere, ma essere fiduciosi che il pendolino qualcosa in più riesce a vedere. Certo
che noi molte volte nella vita diciamo no, magari quello lì le consulenze le fa ureggia. No, la cosa è seria. Quando uno mi commissiona un'indagine io la faccio seriamente. Se poi uno pensa di, come si suol dire, di prendere la mela avvelenata, no? O pensare che non è la mela avvelenata. Mi è capitato anche altre volte, ho avuto una cliente che aveva 1000 dipendenti, era padrone di una banca gigantesca, gli ho detto delle cose, non ci credeva, è andato a indagare e aveva ragione il Marietto. Gli ho detto, fra 5 anni succederà una cosa del genere, noi fra 5 anni ci incontreremo ancora e lei mi darà ragione. Passano 5 anni, no? 5 anni, la ricontatto, lei viene al nostro appuntamento, gli dico, si ricorda 5 anni fa cosa gli avevo spiegato? E lei mi ha detto, sì, avevi ragione te, mi ricordo bene, 5 anni fa tu mi hai detto così ed è successo, una cosa grave, che comunque la magistratura aveva dato, cioè io avevo dato ragione alla magistratura per un caso che era eclatante a livello regionale e questa qui non ci credevo perché dice, è impossibile che questi facciano determinate azioni. Pendolino aveva visto giusto, il Marietto aveva visto giusto, tutto il mondo diceva che era rosso, alla fine è diventato bianco. Questa aveva ancora 1000 dipendenti, tirerà fuori 5 milioni di paghe ogni mese di euro, no? Quindi non era proprio, diciamo, l'ultima delle... Eppure anche lei non ci credeva e alla fine ha dovuto, in un certo senso, capire che il Marietto, quando le racconta, sembra che vadano un po' controcorrente, però alcune volte ci si azzecca anche se pensa male. No? Questo è un pilo è più per spiegare che alcune volte quando il pendolino dice una cosa e noi diciamo caspita, nella realtà sembra un'altra cosa, in quel momento lì scusate, sembra un'altra cosa, ma la distanza, il quadro generale, noi non dobbiamo essere come le formiche che sono sul dipinto e vedono solamente la piccola spazio di pittura che riescono a vedere, noi dobbiamo essere come delle aquile un po' distanti che riescono a vedere il disegno totale, perché se no rimaniamo, come si dice, come quel garagista che pensava di fare l'affare e ancora un po', adesso ho capito che praticamente lì deve pagare il mutuo, ha 3 costole mezze fracassate, ha già capito che quell'ambiente lì a livello energetico è marcio, però purtroppo sta andando in pensione, dovrà lavorare in pensione per poter pagare quella, tra virgolette, non dico cassa da morto, però voglio dire quel campo energetico che se ascoltava il Marietto, questo li investiva in una baita, in una casa al mare o in qualsiasi altro posto e faceva una quiescenza degna di essere vissuta per uno che ha sempre lavorato tutta la vita e invece gli toccherà vivere per pagare quel campo energetico intossicato. Saluto chi mi sta seguendo, la Loredana, la Rossella, la Cristina, la Giuseppina, Maurizio Antonio, la Tiziana e quant'altro. Quindi questa pillola è solo per spiegare che alcune volte quando usate questo circuito, no? Chiaramente poi a dipendenza anzi della vostra qualità radiestesia, perché ci sono anche dei circuiti che valutano la vostra possibilità di risposta. Voglio dire che se alcune volte il pendolino dice o fa sembrare che quello che è la realtà è diverso da quello che dice lui, dovete sempre tenere presente che il tempo è galantuomo e quindi alcune volte si fanno delle scelte, no? Che sembrano giuste perché sembra che c'è un tornaconto materiale importante, ma come quel signore là dopo 15 anni è morto tra le braccia di mio padre per un infarto, no? Perché ha voluto prendere quel posto e non aveva le competenze, come altri hanno fatto scelte sbagliate per 3.000 euro. Per 3.000 euro capite anche voi che, come si suol dire, bisogna in un certo senso sempre o crederci e cercare di non prendere la vela avvelenata oppure dire no, io preferisco la vela avvelenata, però sapere che la mela avvelenata esiste. E io potrei raccontare tantissimi casi in cui ho visto la gente che mi tornava indietro e mi diceva se avessi ascoltato il Marietto a quest'ora, ma tanti, eppure la gente, non tutti chiaramente, no? Ma molti sono decoccio e poi dopo restano senza un occhio, restano senza il borsellino pieno oppure il figlio invalido perché a un certo punto gli dicevo non fare così che alla fine arriva il conto, ma no, tu non capisci, io di qua, io di là, in quel posto di lavoro, poi dopo arriva in carrozzina, capite? Sono delle cose gradevoli. Io ho visto gente che, idraulici,
che pensavano di essere padri eterni, che a livello energetico hanno toccato il figlio sbagliato di certi esoteristi, che poi adesso vanno in giro in carrozzina perché sono volati giù dal terzo piano di una casa alla scala, no? Capite? Quindi bisogna sempre, lo ripeterò sempre avere un profilo basso, e se il pendolino alcune volte dice qualcosa che non si avvera in quel momento, non è detto che non si avvererà, è detto invece che vi sta avvisando di non prendere la mela avvelenata, perché un giorno, magari anche fra 10 anni, no, il pendolino è così avanti che alcune volte non dice. Io stesso, a 20 anni, è venuta a casa mia una signora, un esoterista, no, mi ha detto, sai, era potentissima questa, l'aveva chiamata mio papà adottivo per il semplice fatto che succedevano delle cose in casa che non si riuscivano a spiegare. Io mi trovo questa signora in casa con questo pendolo, dico, ma papà, che caspita ha invitato? E ho invitato questa signora perché in casa ci succedono delle cose e non so bene come gestirle, no? Questa signora aveva trovato che nel mio cuscino che mi avevano fatto una fattura, mi c'era dentro il pollo, roba del genere, poi mi dà in mano questo pendolo e mi dice fagli delle domande a questo pendolo. Io gli ho fatto delle domande, mi ha dato delle risposte che anch'io non ci credevo, no? Io stesso al pendolo di questa signora me l'ha dato a me, ho fatto delle domande che io stesso, lo ripeto, non ci credevo alle risposte, e questo pendolo era davanti a me 2 anni, cioè lui mi ha dato una risposta a me, che io sono Marietto, scusate se è detto poco, che io stesso non ci credevo, e dopo 2 anni quella cosa che il pendolo che stavo dando io mi ha fatto capire che aveva ragione lui. Capite? Cioè, quindi anche io capisco, quindi le altre persone che mi contattano per un consulto, alcune volte non credo a Marietto, ma io stesso, che avevo 20 anni in quel momento lì, quindi ero anche un po' ignorante della materia, ho visto una risposta che non mi sarei mai aspettato, no? La signora che era venuta, chiaramente aveva preso 100.000 lire a quei tempi, mi ricordo che mi disse, tu ragazzo sei più forte di me. No? E questa era una della regione, top di gamma della regione. Io a quei tempi lì, sapete, a 20 anni, come si è pieni di ormoni, si cerca di fare il galletto. No? Però mi ricordo che mi diede questo pendolino che si alzò perpendicolarmente, orizzontalmente praticamente. E questa, quando vide questa cosa qua, rimase scioccata, no? Mi disse un po' anche lei il mio futuro a destra e a sinistra, ma mi disse, tu Marietto sei molto più potente di me. E alla fine io non credevo alla risposta che a me stesso mi stava dando quel pezzo di metallo. Quindi io posso anche capire certe persone che non credono alle risposte che il pendolino può dare, però se il pendolino dice che è rosso, voi in quel momento vi potrà sembrare bianco, come alla padrona di quel ristorante, lo ripeto, ma quella signora lì, per capire che il pendolino aveva ragione, ci ha smenato 140.000 euro, un occhio, non dorme più perché chiaramente era stata scioccata, e quando vede il Marietto gli dà la colpa perché quel giorno doveva insistere. Quindi, cari amici, quando uno anche fa delle prove col pendolino, come spiego nelle pillole gratuite che si possono trovare nel diario del Marietto Veneziano, deve sapere che alcune volte il pendolino dà delle risposte controcorrente, ma che alcune volte magari si pensa male, ma ci azzecca. Quindi bisogna sempre, in un certo senso, essere consapevoli che il pendolino, almeno per quanto mi riguarda, il pendolino molte volte dà delle risposte anche controcorrente, ed è sempre meglio ascoltarlo, perché può capitare anche che magari in determinati posti ci si possono prendere delle patologie. Io infatti alcune volte ho consigliato a persone di non frequentare certe persone perché erano vampiri vibrazionali, queste persone decoccio perché erano simpatiche, pagavano da bere, parlavano male degli altri, facevano comunella, e poi dopo gli è venuta una brutta patologia, e dopo capite che quando le mucche, le vacche sono scappate come si suol dire, dalla stalla, corrigli dietro, no? Dopo è 10 volte più difficile, dopo è molto più difficile quando si hanno le patologie e roba del genere. Quando si frequentano certe persone bisogna sempre valutare che alcune volte, anche se sembrano angioletti, ricordiamoci che chi ha fatto andare in croce il Cristo gli ha dato un bacio per 30 denari.
Quindi questo, Antonio, il pendolino può sbagliare come ecco, Antonio dice una bella domanda. Molte volte il pendolino sbaglia, quando sbaglia, perché noi ci mettiamo del nostro sentimento, cioè noi vorremmo vedere un risultato e, come si suol dire, sembra come quella volta che a 20 anni mi ha dato un risultato, a me l'ha dato esattamente l'opposto di quello che pensavo che sarebbe il risultato. Io non ci volevo credere, dopo 2 anni, è successo quello che mi aveva detto. 2 anni, non sto parlando di un giorno, una settimana, io per 2 anni ho sempre creduto che quel pennolino di me avesse detto una bugia. Dopo 2 anni l'ho visto con i miei occhi. Quindi molte volte noi pensiamo che sbagli, ma molte volte ci sta avvisando che là c'è una curva e che noi non la riusciamo a vedere, stiamo andando a 180 km senza il paracadute o il freno. Quindi bisogna sempre avere un occhio di rispetto verso certe risposte, perché io ho visto situazioni, no, ma anche dopo 20 anni, che il pendolino ci aveva azzeccato. Le persone sembravano anime gemelle, fratelli, sorelle, gente che non si sarebbe mai... E invece dopo 20 anni era la cosa più peggiore che sarebbe potuta succedere. Questo per confermare che se il pendolino dice che è rosso e noi riusciamo a vedere bianco, è meglio stare sul rosso, nel senso andare in quella direzione, perché molte cose possono essere mele avvelenate. E poi quando la vacca è scappata dalla stalla, corrergli dietro è molto più difficile, no? E questo è importante. E a riguardo di questo, stamattina con il Hildegard, io ho spiegato prima di tutto un circuito, per chi se l'è perso, che è questo qui, il Sole Nero. Vi ho spiegato che l'ha creato il Sole Nero, è una derivazione di Erich Himmler. Chi non sa che Erich Himmler è stato il fondatore delle SS tedesche, praticamente è stato il generale più forte della seconda guerra mondiale. Stiamo parlando di una persona che tutti i generali del mondo, quando lo incontravano, tremavano, e lui come formazione era di formazione agraria, era una persona che nel 1930 col Führer ha praticamente risollevato la Germania e l'ha fatto diventare la seconda potenza o la prima potenza militare al mondo. E il Sole Nero era il suo simbolo, che poi è stato trasmutato nelle SS, nelle doppie S, che voi vedete nei vari film, no, di questi tedeschi che hanno questi simbolini. Questo è praticamente il controbilanciamento del sole giallo, no? Ma rappresenta delle forze che possono in un certo senso aiutare se gestite bene il circuito, cioè nel senso, se gestite bene la persona che usa il circuito può aiutare. Se non vi siete persi la pillola di questa mattina, il vostro marietto veneziano vi chiede di andare a, come si suol dire, a vedere la pillola che c'è sulla spiegazione di Hildegard del vostro marietto veneziano. È gratuito e si trova nei gruppi FES migliori, chiaramente, e nei sito capitano.intervista.org. Poi un altro circuito importante è, che abbiamo spiegato sempre con Hildegard e marietto veneziano, questo qui. Per chi vede la pillola stamattina, non ha visto la pillola, se l'è persa, questo qui c'è la spiegazione sempre nel live di questa mattina di Hildegard e marietto veneziano. E domani mattina vi anticipo già che Hildegard spiegherà questo circuito molto importante, è gratuito sempre nel sito capitano.altevista.org, che è scaricabile gratuitamente. E questo qua è stato studiato da Hildegard e marietto veneziano. Non sono circuiti gratuiti, funzionano anche se non ci credete, sono gratuiti e potete scaricare nel sito capitano.intervista.org o nei gruppi Facebook di marietto veneziano, Hildegard, o nel diario di marietto veneziano. In totale sono 9 circuiti che il marietto veneziano e Hildegard danno gratis all'umanità. Funzionano anche se non ci credete e praticamente non hanno dei costi di gestione se non di attivare quelle spiegazioni che daremo. E vi ricordo sempre una cosa: quando si attivano i circuiti bisogna sempre fare la domanda al pendolino se è giusto attivarli o meno, fare sempre il cerchio di fuoco, fare sempre l'uovo colorato ogni mattina, magari anche ogni sera. Il cerchio di fuoco bisogna soprattutto farlo alla sera,
quando si va a letto, perché quando si va a letto noi siamo attaccati da campi eterici di maghi neri, anche se non ce ne rendiamo conto, e mentre noi dormiamo a livello astrale loro ci bombardano o con d'agile o con pensieri o con appunto gruppi misterici, perché non dovete pensare che i gruppi esoterici sono solo buoni. Se voi avete letto Mago Frabato, che vi ricordo una cosa, il nome dello scrittore è Franz Bardon, ma nella realtà è stato scritto a memoria postuma da Henry Himmler, ma chiaramente avendo perso la guerra ha dato praticamente il compito ai suoi della SS di farlo passare come se l'avesse scritto Franz Bardon. E quindi Sebastiano Fusco, il grande Sebastiano Fusco, un grandissimo esoterista che ha, come si dice, tradotto questi libri. Vi voglio ricordare che i libri di Franz Bardon sono stati tradotti o scritti, mettiamo giù così, nel 50 in Germania. Noi siamo arrivati più o meno 15 anni fa massimo, no? Proprio perché Sebastiano Fusco li ha tradotti, no? E quindi questi sono dei tomi di magia operativa seria, e Franz Bardon praticamente un racconto di fantasia che spiega come vivono chiaramente i gruppi misterici. Una cosa importante è che chiaramente Franz Bardon parlava male del Führer, questo libro qui, però se voi pensate che l'ha scritto, l'ha generato Henry Himmler, che era il fondatore delle SS e praticamente quello che nella realtà ha scritto anche Mein Kampf, che poi hanno dato come si suol dire, padre di questo libro Adolfo Hitler, ma nella realtà tutto quello che di buono a livello misterico è nato nella Germania dei tempi del Führer era gestito e creato, generato da Henry Himmler, no? Chiaramente qualcuno adesso mi darà del folle, però io sono sicuro che il tempo galantuomo è alla distanza, come quella signora dopo 4 anni veniva a piangere da Marietto e dimmi dovevo insistere quel giorno perché se ti davo ragione avevo 140.000 euro, un occhio in più e non facevo le figuracce in pretura, in magistratura. Così un giorno anche chi ascolterà Marietto, magari anche se non è nato adesso, ma in futuro nascerà e vedrà questa pillola, si ricorderà che Marietto quel giorno l'aveva detta giusta. Bene, cari amici, penso di aver detto tutto, soprattutto è un incoraggiamento per chi contatta Marietto, e Marietto dice che è rosso e magari in quel momento lì vede bianco. Io molte volte ho visto rosso col pendolino e ho detto oh, qui è rosso, io non posso farci niente, se vuoi che ti dica bianco è bianco, ma alla fine sarà rosso. Molte persone hanno detto no, per me è bianco, poi sono folate giù dal 3° piano, adesso vanno in giro in carrozzina e quando guardano il Marietto in giro in carrozzina fanno finta di non vedermi perché diventano rossi dalla vergogna. Io però quando dicevo lascia stare quei bambini che sono piccolini, il loro padre magari è energeticamente più forte di te e tu non devi pensare perché è un posto di lavoro e destra e sinistra puoi prenderlo in giro, perché alcune volte nella vita non è perché tu hai un posto di lavoro importante magari e questo qui sembra un mendicante che lo puoi schiacciare come un verme, magari poi un giorno ti arriva il conto. Quella persona dopo qualche anno è volato giù da una grondaia dal 3° piano, questo grazie che adesso va in giro ancora in carrozzina. Però quando gli spiegava il Marietto sembrava un folle, no? Quindi, cari miei, sempre cercare di avere un profilo basso, sempre cercare di capire che se il pendolino dice rosso e voi pensate di vincere col bianco, poi fra 4 anni me lo dite se il Marietto è sbagliato o seppure magari era meglio ascoltare il Marietto, fare un retromarcia e lasciare quella mail avvelenata a qualcuno altro che non mi aveva contattato. Bene, io ho detto tutto, sono contento che mi avete seguito, vi ricordo che questo video lo vedono in 3 canali, il canale di Ildegard, il canale di Marietto Veneziano sul tubo e nel diario del Marietto Veneziano. Vi ricordo che l'invito è per domani mattina alle ore 10, sempre nel diario Marietto Veneziano, in contemporanea nei 3 canali, negli altri 2 canali YouTube di Ildegard Marietto Veneziano, e parleremo di questi 2 circuiti, questo, e poi avremo le notizie dei nati di giorno di Ildegard a livello astrologico. E poi domani sera alle 20:30 avremo nel canale del Marietto Veneziano Ildegard ancora con Marietto Veneziano per le sibille gratuite e come si suol dire pendolino, sempre gratuito. Chiaramente l'attendibilità lì, se non c'è la foto e il cognome,
passa dal 90-80% a 60-50%. Questo è importante. Poi sempre nome e data di nascita attendibili, no? Perché sennò si va a prendere delle linee energetiche di altre persone. Penso di aver detto tutto. Ribadisco, se Pendolino dice rosso e voi prendete il bianco, ricordatevi che Pendolino è raro che sbagli. Io ho visto gente che adesso va in giro in carrozzina, ho visto gente che non c'è più, ho visto gente che ha perso tutto, no? Proprio per una sciamata, poteva stare sul rosso e andare con questi 140.000 euro in vacanza, magari prendersi uno chalet, qualcosina di... e invece li ha regalati al vento, in più adesso non dorme più, va dal psichiatra per dormire. Capite? Quindi è sempre avere meglio un profilo basso, accontentarsi del poco e cercare di avere, come si dice, il fieno in cascina e la vacca nella stalla. Perché poi quando è scappata la vacca e contattato il marietto, a questo punto il marietto dice è difficile far ritornare tutto come prima. Io conosco un bravissimo esoterista e agli inizi del mio lavoro gli ho chiesto: ma come fai tu quando ti arrivano gente, come si suol dire, ormai che è la frutta? Lui mi ha detto semplicemente: questo è veramente bravo, io sarò solo bravo, ma lui è bravo, cioè proprio il top di gamma. Lui mi dice: io a quel punto lì li mando al dottore, non li sto neanche più ad ascoltare. Capite? Quindi questo per dirvi che questo è bravo, anche lui, quando arrivano da lui gente, committenti, clienti, chiamate poi come vedete, che cercano una soluzione, ma hanno sbagliato tutto dalla vita, sebbene magari qualcuno gli avesse spiegato prima, a un certo punto, in modo elegante, gli chiude la porta in faccia e gli dice: guarda, c'è il primario, io non ci metto le mani, no? E questo potrebbe guadagnare una valigiata di soldi, no? Però alcune volte ci sono delle persone che hanno un karma così rosso che anche col pendolino, quando si cerca di vedere chi è, il pendolino si fonde, no? E dico per esperienza perché mi è capitato una volta di fare esaminare una persona da un altro esoterista, gli si è spaccato in 3 punti la catena per dire le energie negative che emanava quella persona. Questo è tanto per dirvi cosa gira in giro per il mondo, ed è sempre meglio dare ascolto a un pendolino che dice di no, che sembra sì, che poi alla distanza c'è questa cosa qua. Non è per scusare il pendolino, perché ve l'ho detto anch'io, dopo 2 anni, quando ho trovato la prima volta la risposta, sono stato scioccato, ho capito che il pendolino era davanti a me, sebbene lo usassi io di 2 anni, cioè sapeva le cose più di me che ero io, no? E quindi figuriamoci di uno che non è un radiostesista. Capisco che non possa credere a certi risultati, però questo è quanto. Io ho visto gente in carrozzina, ho visto gente che ha perso tutto, ho visto gente che sembrava che vincesse delle cause e le ha anche vinte, però dopo capite che c'è stato rinculo, no? E quindi quella vittoria è stata una maledizione. Quindi molte volte è meglio non mangiare la mela avvelenata, fare un passo indietro e cercare una strada più confacente alle proprie capacità. Poi è chiaro che c'è chi ci crede e chi invece ci deve sbattere il naso. Però ricordiamoci sempre, quando le vacche sono uscite dalla stalla, non c'è santo che tenga, la cosa diventa molto più difficile, molto impegnativa. E finché sono 140.000 euro, uno può farsi la vita, ma quando uno rimane in carrozzina, capite? La cosa allora fa girare un po' le scatole. Bastava che ascoltassero il marietto, bastava che avesse un po' più di umiltà, invece no. Poi dopo era colpa di quello, era colpa di quell'altro, io dovevo essere un duro, capite? Non funziona così. Bisogna sempre anticipare le cose. Se voi vedete che quella strada non porta benedizioni, anche se c'è una mela avvelenata di 200.000 euro, la dovete lasciare stare, perché quei 200.000 euro per un posto di lavoro, per una casa, destra, sinistra, alla distanza vi costerà molto di più in tempo di fisico, materiale e psicologico. Quindi alcune volte, alcuni lavori, alcune strade, no, sono delle maledizioni dipinte di oro. Questo è solo per dirvi che alcune volte il pendolino non sbaglia, anche se a noi sembra che sbagli. Ed è importante capire questo. Io l'ho capito a 20 anni perché sono stato scioccato dopo 2 anni quando mi ha dato quella risposta lì e ho visto che aveva ragione. Ma mica è possibile che io 2 anni prima credevo una cosa ciecamente e dopo 2 anni quella cosa lì
pezzo di metallo avesse ragione. Io ci ho impiegato 2 anni per capirlo. Da quel giorno lì ho capito che il pendolino al 90% ha ragione, anche se io non riesco a vederlo. Quindi quando mi contatta qualcuno, anche io vorrei dirgli che è bianco, ma se è rosso, è rosso. Se uno ha il figlio che va in un determinato... Vi faccio un esempio semplice. Anni fa mi è capitata una professoressa, tanti anni fa, una decina di anni fa, mi ha chiesto una consulenza, no? Mi ha proposto 4-5 scuole, erano tutte scuole tremende, io non sapevo in che località erano queste scuole. Allora io ho visto che queste scuole qui non erano per lei, però la meno peggio era una scuola. Quando gli ho dato dei risultati, questa professoressa ha scelto invece un'altra scuola che era veramente tremenda, no? Però l'ha scelta in base al fatto che era più vicino dove abitava. Io gli ho spiegato, guarda signora, che non è che c'è tanto da sguazzare in queste scuole qui, però la migliore è quella A. Quella mi ha risposto, sì, sarà anche la migliore, ma per me è troppo distante. Io ho visto che erano delle scuole terribili per lei, perché magari per un altro che mi avrebbe contattato era un paradiso, ma per le sue qualità vibrazionali erano terribili. Dopo 3 mesi mi contatta e se l'è presa con me perché io di questa fascia di scuola gli avevo detto che quella lì poteva andare. Io gli avevo detto, signora, questa qui è una delle più tremende, io gli consiglio l'altra, no? Questa, andando in quella che lei aveva scelto, che poi dava la colpa al marietto, era una scuola veramente che l'aveva messa praticamente, era in prova, non so adesso a livello italiano come si chiamano questi periodi, che si fa. Poche parole, lì stava diventando matta perché i suoi colleghi la stavano attaccando, gli alunni gli conseguivano, ma l'avevo visto col pendolino. Quindi se il marietto vi dice non andate in quella scuola, e lo dice al professore, non è che lo dice perché mi viene in tasca una tangente, lo dice perché il pendolino mi dice quella là non è la migliore, ma diciamo la meno peggio. Lì la qualità era scegliere la mela avvelenata minore, no? E gli ho detto vai in quella scuola là. Non sapevo che lei invece considerava anche la distanza. Quindi andando in quella scuola lì si è poi preso un esaurimento e poi non l'ho più sentita perché insomma non so neanche più in che fine ha fatto. Capite? Quindi molte volte non dovete valutare i chilometri, non dovete valutare se là c'è il vostro bello, se vi hanno detto che di là c'è il parcheggio, di qua, dovete scegliere la soluzione che vi porterà alla distanza meno problemi, no? È inutile andare a prendere una scuola come questa professoressa che all'inizio sembrava rosa e viola e dopo 2 o 3 mesi era già lì che non sapeva più che pesci pigliare. E poi mi telefona e dice ma tu mi hai detto, io ti avevo detto che questa era peggiore, la meno peggiore è quella che tu non hai scelto per il semplice fatto che era troppo distante, ma che a livello radiostesico per le tue qualità vibrazionali chiaramente era la meno peggio, non dico la migliore, la meno peggio perché facevano tutte, insomma, per lei, per le sue qualità vibrazionali erano veramente terribili. Questo per dirvi, e ve lo ripeto, non dovete chiudere la stalla quando le vacche sono uscite, no? Dopo si va dalla colpa a destra a sinistra, ma se è rosso, è rosso. Io ho visto gente, ve lo ripeto, volare giù dal 3° piano da una scala perché gli ho spiegato, guarda, non prendere in giro quei bambini lì perché tu non sai chi è il loro padre. Il loro padre è un tipo sensibile che vibrazionalmente è una potenza a livello vibrazionale, perché voi se toccate una persona che a livello vibrazionale è alto, lui non vi tocca nemmeno, però a voi vi potrebbero capitare delle sciagure. Se voi andate a prendere in giro il figlio di uno che è 18.000 bovis, è chiaro che a un certo punto il figlio sarà almeno 12.000, 13.000 e se voi siete 7.000 è come se andate a sbattere con una moto a 240 km/h contro un muro di piombo di 3 metri. Capite che prima o poi vi arriva un rinculo che solo Dio vi può tenere in piedi? È chiaro che quel tipo lì è caduto dopo qualche tempo giù da una scala, ma questo perché? Perché questo qui pensava di essere il Padre Eterno perché aveva qualche spicciolo in banca. Capite che non funziona così? A livello vibrazionale, ogni volta che voi lanciate un messaggio, dall'altra parte se beccate quello sbagliato, poi il figlio magari di un bravo esoterista, vi prendete una legnata che non vi alzate più. Quello non si alza più perché adesso è in carrozzina. E sembra una barzelletta, a me dispiace dirlo, ma quando il marietto lo avvisava sembrava lo scemo del villaggio. Bene cari amici, questa è Filippica per ricordarvi, se il marietto vi dice di no, è no. Se poi voi volete fare sì,
Poi non venite a piangere fra 4 anni e dirmi Marietto quel giorno dovevi insistere perché magari mi è rimasto il figlio sotto treno. Se il Marietto vi dice che no, è no. Se voi volete poi prendere il sì, sapete, no? Come succede, eh? È inutile che insista a dirvelo, perché se il pendolino dice che è rosso, è rosso. Se voi volete il bianco, non chiamate il Marietto, vi date le risposte voi a casa e siete belli contenti. Ma se il Marietto vi dice che è rosso, fidatevi, è rosso. Io ne ho visti tanti che a un certo punto tornavano a piangere, Marietto, come faccio adesso? Adesso come facciamo? Ormai le vacche sono scappate dalla stalla, c'è rimasto il marito in carrozzina, cosa vuoi che ci faccia? Io ti avevo avvisato, ti avevo detto di stare col profilo basso, ti avevo detto di restare umile davanti a certi bambini, ma se tu vedi un bambino di 8 anni perché nei 40 fa il duro, è chiaro che a livello vibrazionale non stai andando a sbattere contro qualcosa che non riesci neanche a capire. La domanda della Rosa. No, Rosa, questo qui non posso rispondere, adesso sto facendo una filippica per spiegare molto in dettaglio che quando il pendolino vi dice qualcosa che non riuscite a capire in questo momento, non è che ve lo dice contro i vostri interessi, vi sta dicendo qualcosa che voi non siete ancora in grado di capire, come lo stesso Marietto, ve l'ho spiegato a 20 anni, io dopo 2 anni sono stato scioccato perché io stesso pensavo una cosa e il pendolino 2 anni prima mi ha detto esattamente la stessa cosa, cioè la stessa cosa, l'opposto di quella cosa che io pensavo, e io stesso che avevo in mano il pendolino mi sono dato la risposta, dicevo è impossibile che avverrà quella cosa. Dopo 2 anni, lavata di cenere, ho dovuto capire che io stesso praticamente ero praticamente in quella, cioè in errore, no? Quindi capite, cari miei, che la cosa è veramente seria. Noi abbiamo uno strumento gratuito che è la radiostesia e dobbiamo metterla a vantaggio di tutti. I circuiti radionici funzionano anche se voi non ci credete. Io ve l'ho spiegato, ho visto tante cose nella vita brutte per gente che magari era arrogante, era presuntuosa, era della serie, ma tu cosa vuoi capire che con quel pendolino lì, cosa vuoi sapere? Io quel garage lo prendo, io quel bambino gli dico tutte le parolacce che voglio, io con la gerente gli prendo l'affitto, la tratto bene, invece era una persona che magari stava facendo dei disastri, ma il marietto non glielo diceva, per esempio il fatto che non sono fatti miei, e poi questa signora qui dopo 4 anni se la prende con il marietto perché quel giorno io dovevo insistere. Certo, avrebbe avuto un occhio in più magari e 140.000 euro in tasca in più, però io quel giorno gliel'ho detto, non ci ho voluto credere e dopo alla fine gli è arrivato il conto da pagare. Questo è una filippica per spiegarvi che il pendolino alcune volte può sbagliare o può sembrare di sbagliare, ma alla fine ha quasi sempre ragione. Lo diceva Giulio, no? Giulio diceva, alcune volte si fa peccato pensare male, ma c'è sempre quasi sempre. Quindi, quando chiamate il marietto, se vi dico che è rosso, non lo dico perché mi piace essere bastione contrario e portarsi sfortuna. Vi dico che il pendolino mi ha detto così, io non sono in grado di capire perché mi dice così, ma se vi dice di non andare in quella scuola come quella professoressa, se voi ci andate, non è che dovete chiamare me, è colpa mia. Io ve l'ho detto, perché capita anche questo, no? Io ve l'ho detto di stargli lontano, però poi dopo voi dite, ma sai, dovevi insistere di più. Ma cosa posso insistere di più? Tu dici che in quella scuola lì, quell'altra era la meno peggio, quelle altre fanno dare brividini. È bello che io, quando questa ha scelto quella scuola che a lei gli piaceva perché era più vicina, io ho visto già cosa sarebbe successo. Gli sarebbe successo un macello, l'avrebbero mangiata quella persona lì, capite? Quindi è chiaro che certe cose si vedono, però si cerca sempre di indorare la pillola per non spaventare le persone. Però è chiaro che se voi mi contattate, mi fate fare un'indagine radiostesica e poi pensate di aver vinto il lotto o perché tenete la gerente o perché pensate che quello è un bambino normale di 8 anni e non guardate il disegno generale, che magari è un padre che è un gigante, un Himalaya delle vibrazioni, capite che poi alla fine se uno rimane in carrozzina o senza un occhio o senza soldi o rimane in una scuola dove lo fanno diventare scemo la mattina e sera anche se è un professore, capite che poi quando le stalle sono chiuse e le vacche sono fuori,
Il mio consiglio è quello che mi ha sempre detto mio papà: io penso ai miei figli, gli altri devono pensare ai loro figli. Voi dovete pensare ai vostri figli e cercarli di blindare, perché gli altri non correranno in aiuto dei vostri figli. Se volete ascoltare il Marietto, ascoltatelo, avete solo dei vantaggi, se no un giorno, come questo qui, mi ricontattate e mi dite: come mai non ti ho ascoltato? Quanto mai non ti ho ascoltato? Quel giorno mi hai ragione tu, io non ci credevo. Guardate, una persona che ha 1000 dipendenti a 5.000 euro cada uno, dopo 5 anni ha dovuto darmi ragione. Eppure lei di consulenti e di maghetti li ascoltava. Eppure dopo 5 anni ci siamo risentiti e il Marietto anche in quel caso lì aveva ragione. Bene, cari amici, per oggi la Filippica è tutto, quindi vi aspetto domani mattina alle 10 nel canale di Legame Marietto Veneziano, in contemporanea, e anche su Facebook nel diario del Maestro Marietto Veneziano. Saluto, leggo l'ultima cosa di Antonio. Allora, rispondo alla domanda di Antonio, che ha fatto una bella domanda, no? Perché lui dice, se si attiva un circuito, allora, quando si attivano i circuiti radionici, allora, prima di tutto bisogna vedere su quale problema si attivano. Un circuito radionico parte, quando si attiva, minimo 5 ore, massimo è un mese, perché il corpo eterico di una persona normale si satura dopo un mese. Quindi voi potreste tenere il circuito con sulla foto di una persona, no? Anche benevolo, ma dopo un mese, per 1 anno e mezzo, il corpo eterico di quella persona, di quel bersaglio, no? Viene saturato. Dopo 1 anno e mezzo il corpo, né bene né male, come si suol dire, eterico si ricompone, e se voi non continuate l'operazione radionica, finisce lì la cosa, no? Quindi se è chiaramente benevolo, voi potete sempre lasciarlo su, potete sempre lasciare su la fotografia, tanto non fa male, no? Non fa male, non si consuma nessun tipo di energia, e dopo un mese il corpo eterico di quella persona sarà saturata, ma non va in overfly, non va in burnout, no? E quindi se invece è un circuito un po', non so, di abbondanza o di un po' di attacco o di difesa, allora non dovete lasciarlo più di un mese, perché entro quell'anno e mezzo il circuito avrà finito la sua botta, diciamo così, no? E poi è sempre dipendenza a chi colpite. Cioè voi dovete sempre pensare che voi avete una certa quantità di bovis, ma un'altra persona ne ha un determinato quantità anche lui. Se voi siete un 7.000 e mi volete colpire nel bene o nel male un 12.000, cioè voi dovete pensare che come giocatore di pallacanestro, se io sono alto 1,70 m e vado a giocare contro uno che è alto 2 metri, è chiaro che io dovrò consumare molte più energie per riuscire a restare al passo di quello lì, no? Quindi quando voi usate il circuito radionico, sia nel bene che nel male, dovete sempre tenere in considerazione anche su chi andate a operare. È come il discorso delle stalle chiuse e vuote. Se voi cercate di prendere delle vacche che sono uscite dalla stalla e la stalla è già chiusa, questo è un esempio molto terra a terra, chiaro che a quel punto lì dovrete usare molto più energia, molte più cose. La radionica riesce fino a un certo punto ed è più lenta, fa le stesse identiche cose della magia, solamente che se la magia è nettamente più performante e veloce, perché ad esempio alcune branche da magia usano la luna, no? La lastra esterica della luna, la radionica, chiaramente usando un foglietto di carta e delle figure geometriche che hanno sempre dei gregori, è leggermente più lenta. Comunque, quando è lanciata l'operazione, è lanciata, non è che si ferma nel vuoto, durerà come minimo 1 anno e mezzo, e poi a dipendenza di altri, come si suol dire, fattori che non si conoscono, può essere benefica o avere dei risultati nettamente inferiori. Poi questo è sempre a dipendenza di alcune variabili che bisogna valutare cammin facendo. Chiaro che voi quando fate un'operazione con un circuito radionico non è che non fa il vuoto, funziona, che ci crediate o meno, funziona. Sempre che siano buone o cattive, funziona la stessa identica cosa. Comunque ricordatevi, dopo un mese ha finito il suo lavoro di caricare l'eterico del bersaglio, e se è una persona umana ci metterà 1 anno e mezzo a consumare la sua strada. Ed è inutile che voi insistete, dovete risparmiare spazio in casa per usare altri circuiti per altre operazioni, chiaramente, perché tenete dello spazio inutile. Dopo 1 anno e mezzo, se si vede che non ci sono stati risultati,
si rifà l'operazione. È chiaro che la radionica ha i suoi tempi, comunque funziona anche se noi non ci crediamo, è inutile, è così. Seconda domanda, Cristina? No, Cristina, questo non è lo spazio per le Sibille. Lo spazio per le Sibille sarà domani sera alle 20:30. Scusa, Cristina, non posso rispondere. Bene, cari amici, io penso di avere chiarito questo discorso del sì e del no, perché sì, perché no, perché io capisco che molte persone alcune volte mi contattano e mi dicono: ma tu mi hai detto che era rosso o bianco? No, è sempre rosso. Il bianco è una mela avvelenata e state attenti a prendere il bianco. Io ho visto tante persone che poi sono venute a piangere da me a dire: tu quel giorno dovevi insistere a spiegarmi che era rosso. Io sono stato egoista, adesso non ho un occhio, non ho più un soldo in banca. Oppure io adesso sono in sedia a rotelle. Oppure sono in una scuola in cui sto prendendo l'esaurimento nervoso e non riesco a integrarmi. Capite? Sono cose serie. Sono cose molto serie che c'è sempre un prezzo da pagare, nulla è gratis in questo mondo e io le divulgo gratuitamente, poi chi vuole un consulto può contattarmi a me, ma ricordatevi che è così, se il marietto vi dice guarda stai lontano da quella scuola perché quell'ambiente a livello, come si suol dire, universitario non va bene, magari i primi 3 anni andranno bene, il quarto anno arriverà il prezzo a pagare, capirai perché magari era meglio che uno andava a fare un'altra scuola, capite? È come si suol dire, e vi capisco perché io stesso a 20 anni, io stesso col pendolino mi ha dato una risposta che io stesso dicevo è impossibile che avverrà una cosa del genere. Poi è venuta e io ho capito, calma, questo era, cioè questo, ero io che ero in vantaggio sul Marietto 2 anni. Cioè io stesso sapevo una cosa, il pendolino me l'aveva detto, perché fondamentalmente il pendolino è una punta di un grammofono che sta leggendo nel nostro subconscio. Se la persona è un'anima antica, chiaramente avrà più informazioni nel suo subconscio e quindi chiaramente i radiostasisti per forza di cose sono sicuramente anime antiche. Per i radiostasisti bravi, quelli bravi sono ancora anime antiche, più anime antiche, mettiamoli giù così. Quindi quando uno si consulta con un'anima antica, chiaramente il pendolino va a leggere con la puntina del grammofono il subconscio e chiaramente da quello che vede. Molte volte dà delle cose che sembrano impossibili e molte volte ci azzecca. Ok, bene, cari amici, penso e spero di essere stato chiaro, no? Di essere stato chiaro, poi c'è il discorso delle sibille che è un altro discorso, ma lo sapete, le sibille durano 3-6 mesi e poi leggono degli eventi che poi sta anche negli occhi di chi le interpreta, no? Perché magari le leggo io e vedo certe cose, le legge un altro e legge altre cose, capite? Dipende anche dalla purezza degli occhi dell'anima di chi le guarda, no? C'è chi vede solo nero, c'è chi vede rosso e c'è chi cerca sempre di vedere la cosa più positiva, ma alla fine, no? Il pendolino è la cosa più sicura. Guardate, molte volte mi capita di vedere delle cose che anch'io non ci credo, ma alla fine è così. Se tutto il mondo dirà che è bianco, ma il pendolino alcune volte dice che è rosso, è incredibile. Io stesso ho visto che era rosso, cioè, caspita, è impossibile. Anch'io avrei pensato che era bianco, ma il pendolino quel giorno mi ha detto, non ci credo neanche io alcune volte, ma è così. Bisogna arrendersi a queste capacità. Bene, cari amici, penso che per oggi ho finito, grazie di avermi seguito, ci vediamo domani alle 10 con il The Guard e vi ripeto, questo e questo saranno i circuiti che saranno il tema, gratuiti da scaricare nel sito capitano.rivista.org o nei migliori gruppi Facebook che trovate sia il The Guard, Marietto Veneziano o Paola Cherilli o Laura Ciofini. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!